Ci sono storie, ci sono uomini, ci sono donne che hanno costruito sfide. Apindustria Confimi Vicenza è un progetto che diventa epopea. È un vascello che salpa 50 anni fa, attraversa mezzo secolo di storia per arrivare ad oggi e ripartire verso gli orizzonti del futuro. Un tessuto di piccole e medie imprese che rappresenta l'anima più dinamica, energica e intraprendente dell'imprenditoria veneta, ma di più italiana, europea. Nell'auditorium dell'Università di Vicenza, tempio effervescente della ricerca e della cultura, dove germogliano le nuove generazioni di manager e imprenditori a cui è affidata la costruzione dell'avvenire, si celebrano 50 anni di Apindustria Confimi Vicenza. Davanti a una platea di 300 persone tra autorità, personalità e industriali va di scena la memoria con un filmato che ripercorre volti ed eventi dell'ultimo mezzo secolo. Dai 15 imprenditori illuminati che fondarono Apindustria nel 1974 ai più di 1000 associati di Confimi nel Vicentino nel 2024. Un percorso in cui emerge con forza la visione, il coraggio, l'intuito di chi è stato protagonista fino ad oggi, uno spirito che va più che mai conservato per affrontare le sfide di domani. Le guerre, l'inflazione sicuramente stanno mettendo alla prova alcune aziende e quindi abbiamo bisogno di dire e di rivolgersi alla politica e al mondo civile per dire siamo qui pronti, abbiamo voglia di continuare, ma dobbiamo avere anche del sostegno. Dicono che siamo la locomotiva economica del paese, allora lancio una sfida, vorremmo essere i vagoni una volta tanto, perché tirare avanti con tutte le difficoltà che ci sono, non solo per i mercati esteri, i clienti, i fornitori, ma soprattutto da un ambiente non così favorevole, ma aggiungerei ostile alle imprese, diventa veramente complicato e questo può portare anche a una disaffezione dei giovani a diventare imprenditori. È un messaggio per il futuro e un augurio è quello che lo Stato se ne accorga in solido che esistiamo e non solo dire che siamo la spina dorsale della nazione, perché altre volte le spine dorsali purtroppo possono anche cedere. La grande sfida oggi è il futuro della manifattura. Sul palco dell'Assemblea Provinciale di Apindustria Confimi Vicenza parlano 4 economisti, intervengono 3 ministri in collegamento da Roma. Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, Giancarlo Giorgetti dell'economia e delle finanze, Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. Vicenza torna a essere palcoscenico imprenditoriale, teatro vitale di idee, di proposte, di confronto. Si riparte da qui 50 anni dopo, si riparte da qui, il futuro è già oggi.